Ha cercato di vendere delle penne al costo di 30 € per raccogliere fondi, tirando in ballo la città della speranza e millantando di essere un volontario. La storica fondazione che si occupa di ricerca contro le neoplasie infantili invita tutti a prestare attenzione a truffatori senza scrupoli che utilizzano il nome della città della speranza per raggirare e spillare soldi. L'ultimo episodio proprio a Padova. Ci sono in strada dei soggetti che con dei finti cartellini si avvicinano alle persone e chiedono un'offerta. Così non è. La fondazione sottolinea che i volontari sono riconoscibili da contrassegni del logo ufficiale sui gilet e si incontrano solo accanto ai banchetti della Città della Speranza, resi noti nel sito prima di Natale e di Pasqua. Occasioni per poter fare le offerte sono quelle che la Città della Speranza rende note attraverso il sito oppure i canali social e vengono identificati in determinate località, ma soprattutto vengono poste in essere da volontari che presidiano dei banchetti dove sono esposti dei prodotti che in occasione degli eventi ai quali siamo affezionati, Natale e Pasqua, vengono offerti a chi sente il desiderio poi di voler fare un'offerta. Purtroppo, oltre a questi episodi di truffa e le tante persone che fanno beneficenza, anche la stessa Città della Speranza è stata vittima di recente di una spiacevole vicenda legata ad un'associazione benefica specializzata in raccolte fondi che aveva venduto all'asta la Lancia Delta gialla che fu di Roberto Baggio per donare il ricavato, ma i soldi destinati non sono mai stati recapitati alla fondazione. Anche chi, purtroppo è triste dirlo, forse si approfitta della buona fede de chi si mette a disposizione per offrire qualcosa del proprio a vantaggio di chi è meno fortunato. Adesso valuteremo chiaramente con i nostri legali quelli che sono le strade da percorrere a tutela non tanto e solo della fondazione, del proprio buon nome, ma dell'operato fatto e portato avanti quotidianamente di tutti i volontari con tanti sacrifici.